Parliamo di questa iniziativa fortemente voluta dal parco, quanto è importante per la città? È importante perché stiamo parlando di un uomo illustre di questa città e non solo. No? Pirandello non appartiene ad Agrigento, appartiene al mondo intero. Aver realizzato ed essere riuscito a portare avanti la ristampa del taccuino di Bonni ci rende felici. È un'iniziativa fortemente voluta dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Tempi. È stata supportata dal Consiglio del Parco ed è stata supportata dai colleghi preziosi della Biblioteca Luigi Pirandello, a cui va il mio ringraziamento personale per avere profuso energie che hanno portato al compimento di questo traguardo importante. Ecco, parliamo di questo taccuino di Bonni che oggi si presenta qui in grande stile al Museo Archeologico. Qui il parco, insomma, e le strutture turistiche ci tengono tanto. Il taccuino di Bonn è un manoscritto pregevole di Luigi Pirandello, una raccolta di appunti, di memorie, di riflessioni del nostro premio Nobel che lo accompagnò in tutto il percorso universitario a Bonn dal 1889 al 1891. Quest'oggi lo presentiamo al pubblico dopo mesi e mesi di lavoro con il contributo indubbiamente di autorevolissimi relatori e grazie all'idea ma anche al sostegno di chi ha guidato questa faticosa opera culturale e intellettuale, quindi il parco archeologico nella persona del direttore Sciarratta, ma anche la biblioteca museo Luigi Pirandello con il suo direttore Rosario Maniscalco. Io oggi darò un mio contributo rispetto all'appendice documentaria che ho curato, che si compone di 30 tra lettere, telegrammi, manoscritti che Luigi Pirandello durante questi 2 lunghi anni trascorsi nella fredda Germania inviò a molti suoi parenti e familiari, soprattutto privilegiando appunto i familiari, ma anche a molti intellettuali, poeti, amici siciliani e non, tra cui Giuseppe Pipitone Federico e il suo amico Giuseppe Schirò. Signora, oggi un'importante iniziativa qui al museo, il taccuino di Bonni di Pirandello. Sì, effettivamente si tratta dell'ultimo grande inedito dello scrittore e dal punto di vista della tutela e della valorizzazione della memoria e della cultura pirandelliana che ci contraddistingue nel nostro territorio, questa è sicuramente un'occasione, è un'operazione altamente rilevante, anche perché ci si è avvalsi della collaborazione dei maggiori studiosi a livello nazionale e internazionale di Luigi Pirandello, volendo analizzare questo prezioso diario scritto negli anni in cui era studente a Bonn da tutti i punti di vista, dal punto di vista anche in particolare quello di cui mi sono io occupata, dal punto di vista delle immagini, della cultura visiva e di tutto ciò che ha potuto colpire e suggestionare un giovane intellettuale che si spoglia del suo provincialismo proprio in occasione della sua permanenza a Bonn, analizzare tutte le sfaccettature di iconografie e suggestioni, oltre che testuali, anche di immagini, i rapporti con la pittura del periodo, i rapporti anche con le suggestioni musicali, i rapporti con la psicoanalisi, con tutte le scienze che hanno contribuito a creare un complesso ambiente culturale a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. È importante perché questa pubblicazione, che è un'edizione critica, è la prima di questa opera, che forse probabilmente l'unica che non era ancora stata pubblicata, sicuramente l'unica e la prima pubblicazione tra i taccuini, quindi abbiamo una prima, potremmo dire, nazionale, se non mondiale, di un testo che viene riproposto con una collezione,
miscellanea di studi che spiegano il testo nella sua dinamica e anche nel corredo di informazioni che sono importanti per capire il Pirandello poi che diventerà. Questo taccuino è un taccuino che Pirandello ha scritto a 22 anni quando era studente all'Università di Bonn in Germania. Quindi è un Pirandello che ha molte speranze, che però non sa ancora quello che diventerà. Noi adesso, i posteri, possiamo interpretare i suoi appunti, i suoi schizzi, i suoi disegni e anche un testo importante, le Elegie boreali, che è dentro, che diciamo, fa parte del Taccuino di Bonn, è un'opera prima manoscritta che poi diventerà le Elegie renane e quindi ha anche un valore come testo autografo, come primo testo di questa collezione di poesie, scritte appunto da un Pirandello giovanissimo, studente italiano in Germania. Quest'opera di Pirandello, il Taccuino di Bonn, è un'opera inestimabile, sembra un blocchetto di appunti ma non lo è un qualcosa di molto più grande, è anche un'espressione di un periodo che qualcuno definì anche buio nella vita di Pirandello, ma non lo è, forse un esilio letterario, non lo è nemmeno, è una parte della vita di Pirandello. Pirandello andò a studiare a Bonn per delle controversie universitarie romane, si laureò a Bonn, quindi, e proprio in questo periodo lui prese degli appunti, scrisse dei temi, dei commenti che poi non ritroveremo nelle sue opere. Sono orgoglioso di questo incarico che mi è stato affidato perché tesse una serie di rapporti che proiettano Agrigento ancora di più nel panorama internazionale grazie alla straordinaria figura di Luigi Pirandello. La presentazione del Taccuino di Bonn, che è l'ultimo grande inedito pirandelliano non ancora contenuto nemmeno nell'edizione critica a cura dell'editore Mondadori, offre una possibilità interpretativa nuova degli anni del giovane Pirandello in Germania, una personalità inquieta, piena di tensioni culturali, che comincia a sperimentare una serie di forme letterarie, poetiche e teatrali all'interno di un laboratorio creativo davvero straordinario, per cui questa giornata davvero in qualche maniera racconta un inedito Pirandello, ma soprattutto cerca di sintetizzare anche una serie di tendenze che oggi fanno parte del nostro mondo contemporaneo, per cui in sintesi Luigi Pirandello come uomo del presente, come scrittore ancora vivo, capace di sollecitare anche nuove riflessioni e di interpretare la storia di Agrigento alla luce della sua grande drammaturgia e scrittura.